Siamo in compagnia del professor Giovan Battista Nardelli, è il direttore della clinica ginecologica ostetrica dell'Università di Padova. Professore, qui si parla di fecondazione eterologa e a Roma il nostro Presidente della Regione è impegnato per strappare quindi un qualcosa per il futuro molto importante. Ci rilascia la sua opinione? Io spero tanto che i nostri rappresentanti oggi al Ministero riescano a ottenere veramente dei risultati condivisi con tutti, e questo noi ce lo aspettiamo. Il riferimento in Luca Zaia per noi è una garanzia fondamentale. Di certo lui ha delle grosse responsabilità dal punto di vista politico ed etico. Dal punto di vista strettamente tecnico, noi medici, noi specialisti abbiamo anche noi le nostre responsabilità etiche, ma prevalentemente sono di tipo specialistico, medico. Ora, la Regione Veneto ricordo che ha legiferato la prima in Italia una norma per quanto riguarda la fecondazione omologa e quindi all'interno di una coppia ufficiale, per intenderci. Adesso la Consulta ha stabilito anche un certo grado di libertà all'interno della fecondazione eterologa. È indispensabile che ci sia una condivisione sotto tutti i punti di vista. Di certo è una cosa attesa da molti anni, per cui la fiducia in Luca Zaia è veramente tanta, nel senso che se effettivamente riesce a coordinare il Veneto sia sotto un punto di vista del pubblico sia sotto un punto di vista del privato, è davvero un grosso risultato. Questo perché? Perché il privato ha mano libera, diciamo, proprio in quanto tale. Nel pubblico invece il pubblico costituisce la garanzia dell'evento, perché si dà delle regole e le rispetta. E nella fecondazione eterologa, cioè vale a dire quando la coppia non riesce per un motivo qualunque, o sul versante maschile o sul versante femminile, a procreare, ovviamente bisogna utilizzare un uovo acquisito da un'altra persona o uno spermatozoo acquisito da un'altra persona. È chiaro che le problematiche sono tante, per esempio un registro in cui c'è il colore della pelle, vado proprio sulle cose più banali, non ultimo quante donazioni può fare un soggetto, dove devono essere conservate, la riservatezza di tutto questo. Poi esiste tutto un capitolo che non spetta a noi, che riguarda la parte amministrativa, che riguarda poi il ruolo che questi neonati avranno nella vita futura. Noi abbiamo delle recenti esperienze vissute anche in Australia, dove pur avendo commissionato 2 gemelli, alla fine uno dei 2 è risultato essere Down, il committente ha rifiutato il bambino Down. Ma quelli sono aspetti che non riguardano più la medicina, ma riguardano l'organizzazione amministrativa, culturale ed etica di quella nazione, di quel ruolo.